Shinpei Tominaga è morto a causa delle fratture craniche rimediate dopo la caduta a terra nella colluttazione avvenuta sabato notte alle 3:25 circa con il gruppo di 3 ragazzi del Trevigiano, Samuele Battistella, Abdallah Juama e Daniele Wedam. Poco sarebbe cambiato ai fini del reato di cui dovranno rispondere i ragazzi accusati: omicidio preterintenzionale per Samuele Battistella, rissa aggravata per gli altri due, anche se, come ci ha spiegato l'avvocato difensore di Battistella e di Wedam, anche lo stesso Wedam e Juama potrebbero essere chiamati a rispondere dello stesso reato del suo assistito per concorso morale. Il minimo della pena per l'omicidio preterintenzionale è di 10 anni di reclusione. Ora toccherà al pubblico ministero fare il suo percorso nel processo, senza dimenticare che gli stessi ragazzi il 2 luglio saranno a loro volta a processo per l'aggressione ad Harit Singh, barista di Conegliano aggredito nel 2022, anche se lo stesso Maccarone, designato dalla famiglia da poco, chiederà un rinvio per studiare anche qui bene le carte. Tornando alla vicenda legata alla morte di Tominaga, Samuele Battistella ha confermato di voler restare in carcere per non dare peso alla famiglia stando ai domiciliari e attende l'evoluzione degli eventi, mentre non solo la famiglia dell'imprenditore nipponico ma tutta Udine piange per questa morte prematura e assurda. Altre e forse anche definitive verità le diranno i video che confermeranno la ricostruzione dei fatti, arricchita dal particolare dell'applauso ironico di Petrov, che pare non poter avere valenza legale dopo che i ragazzi del Trevigiano erano stati in un primo momento convinti a desistere dal pestaggio da uno degli amici in compagnia di Tominaga. Da lì la seconda carica, costata cara a Shinpei, colpito all'altezza della tempia dal pugno di Battistella, è caduto a terra in maniera violenta, tanto da riportare gravi lesioni. Questa quindi la causa della morte, come stabilito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi. Il medico legale ha sancito questo dopo un'autopsia iniziata nella mattinata del 28 giugno e durata 2 ore e che ha confermato la versione originale dei fatti senza particolari stravolgimenti. Ora la famiglia Tominaga riavrà la salma di Shinpei per celebrare nel migliore dei modi l'ultimo saluto al suo caro, mentre sul fronte processuale comincerà il lungo e tortuoso percorso per gli accusati, con una sola volontà per tutti: giustizia per Tominaga.